L'altipiano dei 7 comuni, che oggi più spesso viene chiamato l'altipiano d'Asiago, è un grande luogo della Grande Guerra. Se ne è combattuta molta qui, soprattutto nella primavera del 1916, ma poi la guerra è continuata anche nel 17, anche nel 18, con un confine mobile che vedeva verso la pianura vicentina l'ultima linea difensiva degli italiani con i loro alleati inglesi e francesi, mentre a Asiago erano giunti gli austriaci che stavano sulla cresta del Morschag, dell'Interrotto e dello Zebio. Mia mamma, insegnante di inglese, presidiava la mia culla fin da appena nato e poi presidiava le mie frequentazioni da bambino alle elementari e dopo per evitare contaminazioni con il dialetto. Si pensava ancora male allora del dialetto, purtroppo è andata così. Perché questo? Perché io avrei fatto l'insegnante, il giornalista e lo scrittore. Questo stava scritto da sempre, non lo storico, non si parlava di lo storico. Quando ho dovuto definire in quale materia laurearmi, c'era letteratura contemporanea, ma non c'era storia contemporanea. Quindi io ho dovuto stare in equilibrio tra letteratura e storia fin da principio. La mia tesi di laurea non era sulla Prima Guerra Mondiale, era sugli intellettuali che la sognano, la evocano, la vogliono e la accompagnano più o meno facendola. Così sono nati poi col tempo i Vinti di Caporetto, il mito della Grande Guerra. Erano i materiali letterari quelli di cui mi ero servito per avvicinarmi alla guerra e poi starci dentro. Articoli sulle riviste, La Voce e tante altre riviste, o nei quotidiani, discorsi e poi diari, le memorie, i romanzi. Io volevo imparare a fare l'intellettuale nel mio tempo. Faccio parte del comitato Grandi Anniversari, che è un comitato nazionale di studiosi della Prima Guerra Mondiale. Monitoriamo quello che sta avvenendo avanti nei vari luoghi d'Italia rispetto al centenario che dovrebbe essere ed è un centenario nazionale, dal momento che i soldati arrivavano da tutte le regioni d'Italia a combattere in quello che oggi chiameremmo o chiamiamo il Nord-Est. Quindi è chiaro che il Nord-Est abbia forme di immedesimazioni quantitativamente e psicologicamente superiori a tutte le altre regioni. Bisogna naturalmente evitare che in altre regioni qualcheduno possa essere portato a considerare l'anniversario della Grande Guerra come una cosa che non li riguarda. Lo sport nazionale dell'italiano è sentirsi, comportarsi da anti-italiano, l'autoflagellazione. Si tratta di un atteggiamento collettivo, diffuso, che ha matrici diverse, che compie percorsi diversi per arrivare comunque a questa incapacità di riconoscere la propria storia. Io, quando ancora insegnavo fino a qualche anno fa, partivo dalle origini del Risorgimento e la prima cosa che dovevo spiegare ai ragazzi è: guardate che non c'è mica qualche cosa di simile in giro per l'Europa al Risorgimento italiano. Oppure dicevo: guardate che Garibaldi e Mazzini non ce ne sono in giro e che i tedeschi l'avrebbero voluto mentre anche loro facevano il loro Risorgimento. Mi fa piacere essere riconosciuto come abitante critico delle mie terre. Mi è capitato di ricevere altri premi, ma è stata una simpatica sorpresa ricevere questo premio tipicamente veneto e che fa riferimento al mio essere cittadino e studioso del Veneto. Lo vedo come una specie di coronamento del mio modo di starci dentro a questo territorio.